Telegiornale del Veneto, prima edizione, buongiorno. Forse la crisi, come si sente dire sempre più spesso, sta passando. Certo è che però i consumi ancora non iniziano a crescere ed anzi, secondo una ricerca della Confcommercio presentata oggi a Venezia, non torneranno ai livelli pre-crisi prima del 2012-2013. Il servizio è di Matteo Mourovicic. Per uscire dalla crisi bisogna puntare su consumi e innovazione. È la ricetta dei giovani imprenditori di Confcommercio, riuniti a Venezia per il loro forum annuale. All'Italia, questo è il punto, serve riprendere a crescere il più in fretta possibile e in linea con gli altri paesi europei. Ecco quindi la necessità di investire su un programma per i servizi, puntando sulle tendenze del mercato. Nel 2008, infatti, il terziario ha superato per la prima volta la metà del totale dei consumi e già rappresenta 3/4 del prodotto interno lordo. L'idea, alla base di tutto, è semplice. Trasferire il concetto del Made in Italy che ha fatto forte la nostra Italia negli anni 50, 60 e parzialmente anche nei 70, trasferirlo dal mondo della manifattura al mondo dei servizi. Soltanto così ci sarà vera ripresa, altrimenti i consumi raggiungeranno il livello pre-crisi solo nel 2013. Alle istituzioni di fatto chiediamo di sostenere i consumi, di valorizzare il capitale umano, di dare più credito alle imprese e un'attenzione particolare ai giovani. A loro è destinato il progetto di Confcommercio e ABI di riforma del credito alle imprese, concesso non su base di garanzie economiche, ma sulla bontà delle idee.